Viva i Veneti che con questo referendum hanno fatto impallidire anche i cugini lombardi. È stato un segnale forte e chiaro su chi sono e cosa vogliono i Veneti. Non credo che un simile risultato possa essere ignorato. E poi ancora, il leone comincia a far vedere gli artigli. Sono solo alcuni delle centinaia di messaggi che ci sono arrivati in redazione in questi giorni. Siete stati in tantissimi, alla faccia di Oliviero Toscani e di tutti quei provocatori che hanno tentato in tutti i modi di sminuire il voto sull'autonomia del Veneto. Perché, come dice un'altra telespettatrice, questa è una vittoria di tutto il popolo. Il ruggito del leone è arrivato forte e chiaro a Roma, anche in quegli uffici che, non nascondiamolo, fino alla settimana scorsa ci snobbavano e invece ora dovranno prendere seriamente in considerazione le istanze di questa regione. La settimana scorsa c'è stata la dimostrazione tangibile di come un popolo, se si muove compatto, può ottenere risultati importanti. Ora inizia un cammino in salita con tanti ostacoli perché molti vorranno fare lo sgambetto ai veneti, ma chi andrà a trattare nella capitale con il governo non si dimentichi di avere dietro le spalle milioni di cittadini che vogliono l'autonomia subito.